Allora, diamo la parola anche a Antonella Fortuni per quel che riguarda gli aspetti dei lavoratori. Sì, stiamo parlando, c'è o non c'è questa ripresa? Si sono valutati alcuni aspetti, ci sono dei ni sostanzialmente motivati da vari componenti, c'è chi dice le tasse ancora troppo alte, chi non sono le tasse ma è una questione di corruzione, insomma sono vari elementi che entrano in gioco. No, la prima cosa, appunto, giusto per non fare una disamina un po' fumosa e fuorviante, anche entrare in qualche particolare, io direi di stare in un terreno veneto, perché appunto se andiamo ad analizzare a livello macro, quantomeno italiano, perché bisognerebbe andare un po' più in là per capire dove si va, è chiaro che uno dei Moloch che ancora non abbiamo risolto, e non so se lo vedrà sicuramente non la mia generazione, forse altre, è che abbiamo un problema a sud che durante la crisi non solo ha calato, ha continuato a calare con un differenziale molto alto rispetto al nostro calo e non ha ripreso rispetto invece alla nostra ripresa, perché comunque sia, i dati sono dati, c'è poco da fare. Magari... Cioè dal suo angolo prospettico tutto sommato una ripresa c'è per il Veneto, nord-est insomma. È innegabile che il Veneto ha recuperato per effetto, non dico esclusivo, ma per merito moltissimo dell'export del manifatturiero veneto. Questo è il dato che ha trasportato l'economia in positiva in questo periodo. Mi aspettavo dicesse dalle scelte politiche. È innegabile. Ma adesso io non sto qua. No, perché la CISL ha sostenuto per lungo tempo questo governo. All'inizio l'ha sostenuto, era tutto favorevole. È il sindacato in generale. È come che io partissi da lontano e ti dicessi che 20 anni di governi di centrodestra ci hanno posto in questa parliamo di un anno fa. No? Sarebbe sbagliato dire questa cosa perché sicuramente qualcuno ci ha provato, poi è arrivato un governo tecnico che aveva solo il compito di, siccome nessuno gli aveva tirato le arance perché tanto loro tecnici vengono e se ne vanno, la Fornero e Monti lo hanno dimostrato, li avevamo messo là, tutti gli hanno tirato i pomodori, hanno detto che non va bene, però hanno fatto quello che sostanzialmente l'Europa ci imponeva. Di fare. Che hanno fatto male. Il punto, sicuramente ha fatto malissimo. Cioè, ecco, no, ma comunque adesso io dopo le do la parola. Il punto vero è che noi abbiamo metà disoccupazione rispetto al trend d'Italia, abbiamo portato a 3 punti in meno, 3 punti e mezzo rispetto alla punta massima durante la crisi del 12% che avevamo ormai raggiunto e siamo scesi, adesso siamo al 6,3, abbiamo recuperato negli ultimi 2 anni 2 punti, non so se è stato grazie al Job Act e se in Veneto comunque questi sono ci i sarebbe segnali stata l'assunzione. Quello che volevo dire rispetto alla primavera che stava dicendo lui, non è una primavera, vorrei dire non ci sono più le stagioni, non ci sono più le mezze stagioni. Questa è la condizione, cioè chi è nell'economia, chi è nel lavoro, noi della CISL che siamo nel sindacato, i commercialisti, i finanzieri eccetera, devono lottare dentro a questa condizione e devono lavorare con questa condizione, che sarà ancora una condizione che vedrà migliaia di crisi di aziende all'anno e vedrà la nascita di altre attività durante un anno. Siamo ancora in un trend, finisco, siamo ancora in un trend di più di 1000 aziende all'anno in Veneto che chiudono, ma siamo in un dato positivo di migliaia e migliaia di assunzioni vere. Dopo parliamo magari di voucher, dopo parliamo di vere come CISL stiamo battendo sulla campagna di voucher perché è proprio una vergogna, che addirittura ci sarebbe un'inversione di tendenza nell'occupazione. Chiarissimo. No, dobbiamo andare in pubblicità perché dopo vi do la parola e vediamo anche se avete da controbattere o aggiungere qualcosa. Sì, dopo tutto qualsiasi cosa. Pubblicità, pochi secondi.